Ben ritrovati come sempre con Punto Dem, che è lo spazio di approfondimento a cura del gruppo consigliare regionale del Partito Democratico. È tornato a trovarci il consigliere regionale Chiara D'Aggiau. Con lei ovviamente oggi parliamo di cultura e finanziamenti. Allora consigliere, cosa ha cambiato innanzitutto questa amministrazione regionale proprio nel concepire la cultura a livello regionale? Nel concepire soprattutto i contributi alla cultura. Abbiamo fatto, credo, un passo molto importante nel ridefinire le regole con cui arrivano le risorse finanziarie alle associazioni culturali, e sono moltissime, e le iniziative che sono veramente altrettanto numerose sul territorio regionale. Anche perché le iniziative sono tante e le associazioni anche. Le associazioni e le iniziative sono tante e fino a qualche anno fa appunto i soldi erano di più, ma soprattutto era diverso il metodo, perché con i sistemi cosiddetti delle tabelle erano premiate alcune delle iniziative e molto spesso per poter entrare in queste tabelle bisognava avere qualche amico in regione. Allora quello che si è cercato di fare è istituire un sistema oggettivo di valutazione delle iniziative culturali che ci sono sul territorio regionale, in maniera tale che ci fosse possibilità di accesso per tutti e soprattutto che potesse esserci anche un ricambio delle iniziative, cioè riconfermare quelle che sono le iniziative di valore, ma aprire spazi anche per nuovi progetti. Ecco, parlava di iniziative proprio culturali, quali la Regione soprattutto finanzia in questo periodo di congiuntura economica? Cioè quali sono quelle che portano il nome del Friuli Venezia Giulia non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale? Questo è uno degli aspetti che viene premiato nei bandi, che sono bandi annuali ma da quest'anno anche bandi triennali. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché consentire ad un'associazione, a un gruppo, ad una compagnia teatrale di poter programmare le proprie attività per 3 anni perché si ha già una certezza di finanziamento, credo che sia una grande innovazione e un motivo di espansione poi dell'attività culturale nel nostro territorio. E fra l'altro il territorio pordenonese credo anche che sia stato beneficiato da questo nuovo sistema. Starei qui tutta la trasmissione a citare le iniziative che ci sono, dagli eventi più importanti, Pordenone Legge, Cinema Zero, il Blues Festival, le rassegne teatrali del Arti e Mestieri, piuttosto che le attività dell'Orchestra San Marco, l'Orchestra Naonis, l'Ensemble Serenissima di Sacile, Ortoteatro. Ci sono eventi che riguardano appunto rassegne cinematografiche, rassegne teatrali, festival, Blues in Villa, piuttosto che il Volo del Jazz. Quindi abbiamo coperto tutto, per non dimenticare, perché io che sono di Porcia, poi dove c'è il concorso della scuola Salvador Gandino, ma anche piano FVG di Sacile. Qualcuno potrebbe rivoltarsi. Certo, certo. No, c'è un panorama molto ampio e io mi sono limitata appunto al territorio della destra tagliamento. Credo che proprio con la prima tornata di bandi triennali si sia avuto modo proprio di dare riconoscimento a chi opera da tanti anni sul territorio e sta facendo un'offerta molto seria che, al di là dell'aspetto educativo della cultura, è valorizzato anche per l'aspetto economico, perché è chiaro che gli eventi culturali diventano un volano anche per la conoscenza del territorio e quindi l'attività turistica, l'attività ricettiva, commerciale, ed è proprio anche in questo aspetto che la Regione si è assunta l'impegno di finanziare i grossi appuntamenti, perché proprio questi servono da innesco anche per tutta poi una serie di altre attività anche di minori dimensioni che si hanno nel territorio, perché il grande nutre anche il piccolo, certo. Poi, no? Altre cose immagino, fertile. Consigliere, che ci sarà un super lavoro per la Regione Friuli Venezia Giulia in seguito anche alla chiusura delle province, soprattutto anche la provincia di Pordenone, no? Sì.
provincia di Pordenone e anche tutte le altre sono chiuse. Non è parlavamo degli appuntamenti da destra tagliamento. Ecco, e la provincia di Pordenone aveva dei suoi canali di finanziamento, soprattutto per quanto riguarda le associazioni e gli eventi più piccoli, quelli più di interesse locale. Queste risorse sono transitate in questa fase che è di passaggio, necessariamente difficile, ma insomma che non ci spaventa. Le risorse sono transitate in regione. Adesso ci sarà un bando che permetterà la redistribuzione di queste risorse in maniera tale che nessuno venga privato di ciò che aveva, ovviamente sempre con criteri di merito e di valutazione oggettiva. Parlavamo prima di ruolo e di importanza della cultura. Se le dico Film Commission e Fondo Audiovisivo, cosa mi risponde? Certo, questi sono due strumenti di cui la Regione si avvale ormai da anni, due strumenti importanti. Il fondo del Friuli Venezia Giulia per il cinema consente con circa 1 milione, 1,2 milioni di risorse all'anno di dare un contributo fino a 200.000 euro a iniziative cinematografiche di rilievo. Ricordo per esempio Il bambino invisibile di Salvatore, piuttosto che La migliore offerta, no? E questi film che diventano per noi, poi girati sul territorio regionale, diventano un biglietto di visita della regione, non solo in Italia, anche fuori dei confini del nostro paese, e quindi è evidente che quello per la regione è un investimento perché fa vedere quello che c'è nella nostra regione non solo in termini di luoghi ma anche di professionalità, perché attorno alla cultura, non solo cinematografica, non solo teatrale, anche quella musicale, letteraria, c'è tutto un indotto lavorativo e sono tante le professionalità, soprattutto giovani, che si stanno sviluppando anche nella nostra regione, e quindi è chiaro che questo per la regione Friuli Venezia Giulia è un settore di investimento anche per venire incontro a quello che è purtroppo i numeri della disoccupazione giovanile, ma per noi è sicuramente un settore di valore. Senta, le faccio un'ultimissima domanda. Che 2017 immagina per quanto riguarda proprio gli appuntamenti culturali? Parlavamo prima di valorizzazione, sarà da fare anche delle decisioni e delle cernite. Rischieremo di perdere qualcosa o comunque gli appuntamenti clou saranno tutti confermati? Io penso proprio che gli appuntamenti importanti saranno confermati e lo dimostra perché le graduatorie e i bandi sono stati fatti per tempo. In autunno e a gennaio sono uscite le graduatorie, a gennaio e a febbraio, per cui le associazioni hanno già a disposizione il loro budget, e credo che con un sistema che poi si integra, perché alcune delle iniziative culturali proprio per il valore turistico sono finanziate anche in sinergia con la direzione delle attività produttive e del turismo. Io credo che l'azione sia ad ampio spettro e che consenta veramente di mantenere tutto ciò che c'è e anche di aumentarlo sia in qualità che in numero di iniziative. Io ringrazio come sempre Chiara D'Aggiao, consigliere regionale del Partito Democratico. Punto Dem termina qui, è stata un'altra edizione, un'altra puntata all'insegna dell'approfondimento. La nostra programmazione continua e ovviamente con Punto Dem ci rivediamo la settimana prossima.